punto anche d'orgoglio, non solo importante dal punto di vista di quello che si realizza, cioè da un male i rifiuti, i rifiuti del ciclo del cloro, si alimenta un bene, cioè la creazione di un'energia pulita, l'idrogeno. E quindi si intravede anche da questo il Veneto del futuro, fatto di innovazione e ancora innovazione in tutti i campi, e la grande capacità di trasformare quello che può essere, che è un limite, in un vantaggio. Percorso che viene da lontano ed è un grosso segno per sviluppo per il futuro, una tecnologia importantissima, mette insieme un po' tutte quante le tecnologie che ci sono attorno all'area di Porto Marghera e avrà un grande futuro, soprattutto per i giovani. Io credo che attorno a questo nasceranno altre idee e andremo avanti, perché non solo l'idrogeno è una forma alternativa, ma ci saranno altre idee e questo sarà il nucleo attorno a cui verranno costituite. Gli imprenditori ci stanno lavorando da tanto tempo, hanno fatto l'Hydrogen Park nel 2003 con l'aiuto di tutte quante le istituzioni. È un momento positivo, sta cambiando il vento, sta cambiando anche il sentiment nei confronti di Porto Marghera, che ha grandi industrie che si possono coniugare i loro interessi con le medie e piccole imprese. Questa è la forza del nostro Veneto, del nostro territorio, e quindi io sono estremamente ottimista e penso che il futuro ci darà delle buone opportunità. Il Veneto è una delle regioni più dinamiche, grande imprenditoria, piccole e medie imprese che si sviluppano, una cosa unica al mondo che è un impianto di produzione di energia elettrica con dimensioni e scala industriale da idrogeno, recuperando un flusso di idrogeno che altrimenti sarebbe andato perso qui nel petrolchimico. È un processo particolarmente innovativo perché consente di porre Enel all'avanguardia in un contesto tecnologico particolarmente importante e che promette di essere una soluzione dei problemi dell'energia del futuro. Sviluppiamo tutte le tecnologie rinnovabili, dal solare all'eolico, al fotovoltaico, alla geotermia, all'idrico. Siamo impegnati moltissimo nella ricerca e innovazione in questi settori, dedichiamo 600 milioni di euro allo sviluppo innovativo e alla ricerca di nuove tecnologie e un totale di circa 7 miliardi di investimenti in nuove capacità produttive. Credo che questo sia uno sforzo importante che l'Enel compie nella direzione di arrivare a un mix di produzione di energia che sia il più compatibile con l'ambiente possibile, nel massimo rispetto delle normative ambientali italiane e con la possibilità di diversificare le fonti di produzione.